Domenica 4 settembre la delegazione del comune di Joppolo Giancazio, formata dal sindaco Angelo Giuseppe Portella, dall'assessore Salvatore Capodicasa, dalla consigliera Angela Camilleri e dai nostri compaesani Mariella Giglione, Antonio Mangione e Maria Giovanna Giglione e Angela Spataro, è tornata da Montreal, ricevuta dall'associazione joppolese. È stata un'importante opportunità, afferma il primo cittadino di Joppolo, per affermare la vicinanza dalla nostra comunità con i nostri compaesani residenti nel Canada. L'accoglienza della delegazione joppolese da parte dei nostri compaesani, dice il sindaco, è stata straordinaria ed indescrivibile. La delegazione ha avuto altresì modo di visitare la meravigliosa città di Montreal, la zona del porto, del centro storico, il quartiere italiano e alcune attività imprenditoriali di proprietà joppolesi. Una delle giornate più emozionanti si è arrivata alla festa in onore della Madonna del Perpetuo Soccorso, afferma il sindaco, una copia di quella custodita a Joppolo Giancazio presso la cappella che si trova nel residence di proprietà di Salvatore Migliaria, compaesano. Dopo la messa tutti i partecipanti hanno preso parte a un pranzo presso lo stesso residence. È stata insomma una giornata dedicata alla visita della città di Quebec. Quella che è rimasta impressa nella mente di tutti è stata la maestosità e la grande forza della natura delle cascate del Niagara. Toronto si è rivelata una novità per l'urbanistica di tipo americano, con enormi grattacieli. La delegazione ha avuto altresì modo di incontrare nel corso delle giornate in Canada diversi compaesani di Joppolo. Ho sentito storie di sacrifici iniziali, di grandi affermazioni. Ha potuto constatare che la maggior parte dei nostri concittadini, dice il sindaco, sono diventati imprenditori di successo. Questi concittadini sono partiti per assicurare un avvenire a loro stessi e alla realtà imprenditoriale invidiabili, e in tutte le escursioni la delegazione è stata accompagnata dal presidente dell'associazione joppolese a Montreal e da altre due famiglie facenti parte della stessa associazione. Il sindaco ringrazia vivamente le famiglie che hanno aperto le loro case e ci hanno ospitato come fossimo dei familiari intimi. Si ringrazia inoltre l'associazione joppolese a Montreal per tutto quello che ha messo a disposizione. Il sindaco ringrazia altresì tutti i compaesani incontrati e con i quali si sono condivisi momenti di gioia emozionanti, il momento dei saluti finale. Una parte di noi è rimasta a Montreal. Ci si è però ripromessi di incontrarci nuovamente a Joppolo Giancazio per rivivere ancora una volta quelle esperienze vissute in Canada. Le due comunità con origini comuni mantengono ovviamente un legame stretto e costante nel tempo.